Mamma e tu passeggiamo per Toledo, noi annanzi e mamma t'arreda. Io, mamma e tu, sembra piesse cose pazze, che sta veno pure viaggi nozze. Io a mucina ma balla, si cerca me di squagliare, come un carabiniere che le viene a ciafferrare. Ma innamorato, sono rassegnato, non reagisco più. Io, mamma e tu, io, mamma e tu. Amedeo! Amedeo! Un momento, arrivo, eccomi. Amedeo! Amedeo! Eccomi qua. Ecco qua. Pronto? Zio del paradiso? Non fate, signorina, non facciamo perdere tempo che qua siamo tutti pieni, non ci sta manco a giocare. Arrivederci, non c'è niente. Mamma mia, stamattina, sta pure la lettera che è là. E come faccio? Amedeo! Amedeo! Arrivo! Amedeo! Amedeo! Ma che sto sempre mi sta stamattina è cacciata! Ah, te spastriati, chiudete! Ma che sta qui con stamattina? Medio di qua, medio di là! Ma come hanno pigliato per il barbiere di Siviglia? Ma chi mi ci cagliamo in campo? Io stavo così bene a Capri, all'uccello verde. Quanti ricordi all'uccello verde? Mamma! Ciao Elisa! Ciao Margherita! Ciao caro! Ciao! Ciao! Ci vediamo dopo! Amedeo! Io ti stavo chiamando! Allora, questo è il mio tormento, prima che fosse stamattina. Buongiorno signorina Bianca. Avete riposato bene? Vi sentite bene stamattina? Io ho riposato bene e mi sento bene. Ma il mio Kiss! Kiss? Ma chissà chi, signorina? Kiss, il mio cane, è lui che mi c'ha pensiero. Oh, mi dispiace poverino, è ammalato. Sì, ha una nevrosi. Una nevrosi? Purissima. Mamma, ma vi ho sapete che questa è proprio la malattia del momento? Chi più e chi meno? Siamo tutti nervosi, che ne è? Ma che c'entra? Lui ha una nevrosi per dispiaceri amorosi. E a me mi venite a dire. Io per lui sono venuta qui a chiedere l'amaro. Il veterinario mi ha prescritto la cura delle acque a urogenite. E chi lo pigliò te? È sicuro? Per disintossicarsi. Sì. Comunque, Amedeo, Ditemi. io ti stavo chiamando per protestare per due cose. Ditemi. La prima è che in questo albergo non ci sono pali Ho e saputo. fuori gli alberi sono pochi. Già, di pala, signore. Già, e lui con tutta l'acqua che si beve, i suoi bisogni, dove li fa? Dove li fa se non ci sono i pali? Se non ci sono alberi, dove li fa? Dove li fa? Dove li fa? Dove li fa, signorie? E da voi che lo voglio sapere? A me certo. E vuol dire ci attrezzeremo con i pali e con gli alberi. Ecco qua. E la seconda protesta? Amedeo, ma te ne sei andato? Io ti sto parlando! E non sapete che fornuta che vale che gli altri? No, la seconda protesta Ditemi. è che lo spettacolo che è andato in scena nei giardini mi fai anche imbrogliare, dell'hotel. Ieri sera, sì.
Non mi è piaciuto forse, signorina? Già, era molto florisco. Ma quando mai che le stavano quei piedi? Come si chiama? Quelle cose che spiccicavano, il lampadino sotto, e il padre ricordato. Non mi è piaciuto, no? Ma quale luci e quale... pure le piume c'erano. Era indecente, immorale, una volgarità. Io me ne sono andata a metà dello spettacolo perché non potevo permettere che il mio piccolo vedesse una simile porcheria. Non c'è capito, stavate con vostro figlio picciolino, Ma quale figlio? Io signorina sono. E poi riuscite con un creaturo picciolino, Ce l'avevo con Kiss. Chris, umano, ma perché gli animali guardano spettacolo? Ma facete mo piace. Animale il mio Kiss. Vieni a mamma. Vieni a bere il tuo bicchiere di acqua lucidata che ti fa tanto bene alla tua. Animale, sarai te! Animale! Você pazzo! Oh, vedete, voglio bene, lascia stare, non può io stavo dicendo, già faccio chi? Non sa quanti foto seguiti da questa? La signora stanza a 50, che è pazza, e erano tutti. Passa l'acqua. Ma stava facendo passare qua, questa mattina è l'otto, come chiama? Fa uomo turco. E subito tu. No, perché tu hai visto sul gabinetto a casa. Uomo turco. Andate per prendere subito questi pacchi e mi raccomando, metteteli sul conto del dottor Passacqua. Iva, non arriva mai. Uomo turco. Andate per prendere questi altri pacchi e mettetemeli sul conto del dottor Passalacqua. Parol, ma ci fatta tanti che la strada appena. Guarda, già fa vedere una cosa. Aspetta, faccia più la vicina, ti devo far venire. Voglio dire che facile che non muore, che a casa andiamo a fare. È un problema è che a giocare la stampa dite che viene a giocare e voglio fare che guarda qua, guarda. Che odore di uomo. Avete guardato? Oh buca! Mamma, non stava attorno. Oh buca, perché si sono consumate sola. E mo come mette si scarpa? Aspetta. Ecco ci vuole andare a mezzo. Avete la mano? Le narici stanno chiamando nel cielo. Ma la Le narici stanno chiamando. oh maronna, lavorai la mano! Io sono il nonno. Sì! Oh, Mammaro Carmine! Ma che hanno già? Ma io, e quando ti è bagaglio niente, va por te, va che sicuro. Tutta affannata. Questa lista la spesa. Quello è stato. Questo è il conto del dottor Passalacqua. Dice. Non passa l'acqua, io dottor passa l'acqua, non paga, paghi tu. Perché? Fammi vedere. Il conto del dottor passa l'acqua. Latte detergente, acqua di colori, cipri, crema per le mani, crema idratante, crema assurgente, crema profumata, mamma mia. Ci manca sulla crema pasticcina e mi faccio una pastiglia. E poi a che? Mi dà un trino nel braccio, non più come una cappetta. Hai ragione. Ma con tutti i conti, olio per il bagno, rossetto, smalto per le ossa. No, quello non è una ogna. Hai capito? Matita per il trucco, fondotino, porotato, 500 lire. L'hai detto, se questo non paga, paghi tutto. Non lo faccio mai. Ma proprio niente, la signora che sta chiamando continuamente. Vado. Meglio ma capisci questa cosa, non si sa. Dottor Cucurullo, buongiorno. Buongiorno. Avete riposato bene? Sì, ho riposato benissimo, ma il dottor Passalacqua non è uscito ancora. Ma già dice, io gli ho mandato il caffè, ma quello secondo me e poi si scende. Lo so io perché. Ecco adesso. Come sei sceso? Ti sei alzato,
finalmente. Mi sono alzato, ma ci pigliato il caffè. Ma tu te l'hai pigliato il caffè? Non ci pigliato il caffè. Oh, ecco, sai una cosa? In la camera mia ci ho trovato un armadio e vicino ci sta pure una bella vetrinetta con tutte... Pure la camera mia c'è sta una specchiera enorme, bella. Tu vetri, le piatte e i bicchieri, e un letto comodissimo, ma non sono stato capace di inserrare l'occhio. È perché ho pensato tutta la notte alla mia Angelina e pensato che lo sta in Svizzera, In Svizzera, tutto. Ma la moglie sta qua, Sta qua. a Castellammare. Dovevamo andare in Svizzera. Io sto alla 19, 19. Mia moglie sta alla 20. Alla 20. E in Svizzera non c'è sta nessuno. 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 Oggi capito, Hai capito? tutto. Io dove sto? Lei sta alla 19, E mia moglie? alla 20, a Svizzera non ci sta nessuno. Bravo. Mangia. Questo mangia. Grazie. Ripeti, hai capito buono? Sì signora, signora alla 19. No, ma ti imbrugliato tutto, signora da mazzetti, e mi scordo tutte cose. Guarda un po', guarda il disgraziato che stai. Signora alla 20, poi alla 19, a Svizzera non ci sta nessuno. Va buono. Allora, facciamo una cosa. Tu pensa a me, sì? Sempre, tutto il momento, pure stanotte. Dimmi una cosa. Sì, dimmi una cosa. È venuto qualcuno per me? Dalla Svizzera nessuno. Non signore, parlo dalla Svizzera. Dalla Casertana. Dalla Casertana. Dalla Ma parlo Casertana. bello che stai dottore, invece Dalla Casertana. ho visto qualcuno in giardino prima. Ah, sì. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Non mi ricordo. Vuoi so. Adesso mi ricordo. Ricordi, zittosa, che come si chiama? Come si chiama? Piegano a strubbali. Pietro Astrumbolo. Sì, E dove sta? Dove sta? Non mi ricordo. Non si ricorda. È detto. Ancora. E quando soldi visto che si chiama Renato? Non dimenticarti quello che ti ho detto Sì, prima. signora numero 20, vai alla 19, a Svizzera non ci sta nessuno. Anche tu con cose soldi a chi Hai capito? Sì, signora, la signora 20, poi la 19, a Svizzera non ci sta nessuno, ma che sei tu sei Tu sei un imbecille. Sei un imbecille perché ti stavi tradendo con il cameriere, se non era per me. Io stavo pensando alla mia Angelina. Non la pensavo. Come faccio a non pensare? Pensate che mi ha mandato con un telegramma. Mi ha mandato un telegramma, guarda qua. Telegramma. Non si capiva. Telegramma. Arrivata felicemente mi piango continuamente causa tua assenza. Angelina tua. Stai niente. Ti era preoccupato se stava al vero. Se sapessi che io sto qua c'è una donna che mi chiama marito mio. Si sapesse, ma non lo so, per stare là in Svizzera, calmo, tranquillo e canto, non ti preoccupare. È la coscienza. Tu la coscienza. La retta, la coscienza. Tu stai qua non per divertirti. Tu stai qua perché ti fa mettere il corpo. Ti prego, questa parola mi fa impressione. Tu devi fare questa pietra di Rubiani, capito? Ti fai mettere le cose, davanti grami, sei corpo. Le corna non le devi nominare. Tu così libero pure a Claretta. A mamma. A Claretta a mamma è libera, a Claretta a mamma. È venuto pure la mamma. Tu sei venuto l'altra volta, sei venuto a cuccare nei vestiti. La mamma è venuta con me l'altra sera, quando abbiamo fatto la cena. Ci portato all'orfanello della galleria. L'orfanello della galleria. L'onorabilità della figlia. La mamma la doveva custodire e perciò è venuta a presa ma fatta facetti figurella, ieri sera si è seduto da tavola e si è messo a cantare. Io l'ho detto a me, gli altri l'hanno appena. Sai che spassi. Ma adesso sto sulle spine, Genero mio, Generuccio. Mi fanno piacere. Che piacere da già fa. Portala a sperdere. Sì, hai detto a bacio. Prima aveva la razza lui. Generuccio mio. Ma tu mi sei combinato. Gesù, guarda come sei combinato. Mamma, pigliate. Mamma lo cago da me. Come sto?
Io poi non vi voglio far scomparire. No, fosse un cielo scomparisse. Questa doletta mi ringiovanisce. Oh, come siete amabili. Non mi vuoi. Signore, voi siete talmente giovani, mi ringiovanisce di 60 anni. Ma io tengo solo 50 anni. E quello è un complimento, signore, voi siete talmente giovani. Pare che ancora da nascere. La crisalide prima della farfalla. Guardate. E chi è Mostra Cristiana? Dai ragazzi, signora, Buongiorno, bambina mia. Dottore Cucurulla. Buongiorno, dottore. Signora bella. Dottore Passalacqua, vi volete? Oh, che dottore, stiamo facendo tutto. Non mi dovete chiamare, dottore, io sono vostro marito. Già, ma ti scordate. Non mi dovete scordare. Dottore, quello si è un po' bistrattato. Sì, mi sono bistrattate. Non mi bistrattate, capite? Non mi bistrattate. Allora, buongiorno marito mio. Buongiorno. Hai dormito bene? Quello che palpita solo per me. Mamma, vedetela che tu, luce dei miei occhi, Santa Lucia. Assai, era un po' buono, bravo, mi fa assai piacere. Sì, da non toccare. Che sta parlando? Dite che tengo, non so come voglio il cazzotto. La carciofola di mamma. Sì, ma che ha fatto stanotte? È venuto in da stanza tua? Ma che io già lasciato una porta aperta. Gesù, ma allora io non capisco proprio, insomma. Ma lasciami solo questo. Ma vedi che lei che fa, se no io rimpiazzo Non ti commentatore. preoccupare, va. Allora, dottor Cucurullo, dove mi portate questa mattina? Dove andiamo? Dove volete voi, signore? Fate voi. Faccio io, allora il signore mi porta a fare una bella passeggiata in coppa ciuccio. Come sarebbe? Il signore mi porta a fare una gita a dorso di mula fino a coppa o quando fai? Io e voi? Io e voi, si vai a tabaccia, non so quando fai. Mamma, ma tu hai visto Carè? No, per amore di figlia, mi sono accorta come facciamo una e una roba. No, non vi preoccupate, stai in buone mani. Io la metto in coppa ciuccio e poi in coppa Montefaina e a tabaccia. Sapete che il dottor Cucurullo c'ha un debole per voi? Veramente dici? Sì. Dottor Cucurullo? Sì, signore. Allora facite a preparare, ci sono pronta, vengo con voi, Sì, signore. Allora prepariamo ciuccio. Cominciamo. E mo prima se non ci riesco. Io mi sono seduto vicino a voi, Dottore Passalacqua, mi siete seduto vicino a me. certo, mia sorella. E ricordatevi bene, io sono sempre vostro marito. Avete ragione. Allora, dunque marito mio, tu mi hai portato qua perché hai già trovato di petto, è vero? Si sa, sempre per l'interesse della scienza, ve l'ho detto quando siamo partiti. Della scienza solamente? Solamente. Ed è per questo che hai pigliato la camera vicino alla mia. Già. E poi vuoi che ti chiamo marito mio, ma sempre per la scienza, Sempre per la scienza, anche per i pettegolezzi, E poi vuoi che ti lungo tu, sempre per la scienza. Pure per i pettegolezzi, sapete. Se per esempio dovesse venire qualcuno a fargli la corte, voi dovete accettare, perché mi dispiace che se voi andate in bianco. Devo accettare? Certo che dovete accettare, dovete accettare la corte di chiunque, specialmente dei casertani. E casetta? Il casetto è un posto che così mi viene all'improvviso. Capito. Io veramente oggi capito che non ti piace. Io sono uno scienziato. Quando ti pigliamo? Rimangono scienziato. E quando mi metto qua? Volla caurare Carmela, volla!
lo scienziato sono, scienziato resta, avete capito? Lo scienziato, lo scienziato, lo scienziato. Io non credo che voi scienziato con tutte le femmine. Tutte femmine, tutte femmine. Ah, tutte. Tutte. Ah, vabbè, ha già capito. Non ti piace le femmine? No, ma che fai dici? Io sto a credere che io mi chiamo Amedeo. No, io che lo so, cioè. No, ve lo garantisco io. E se lo dici tu? Ah certo, e chi la dà? È un'altra cosa, se viene una persona da Ruviano, Caserta, è sempre chi, e si chiama Astrubal Piegaro, è molto affabile e tu devi essere molto compiacente con lui, hai capito? Accetta la sua corte, che è molto danaroso, Vabbè, come mio marito desidera. Come tuo marito desidera. Sì. Che fai? A Rozzai? Dove vai? Dove Sono vai? affari miei, Come? marito mio. Moglie mia, io non mica ti sto succedendo così, tanto per dire. È per sapere, nel caso ti devo cercare, dove ti trovo. Che caso mai, vedi chi sta si vede chi sta a Ruviano, già lo so. E mi devo venire dalle terme che mi va per un bicchiere d'acqua. E già ti va a rinfrescare. Stato va buono, scienziato. Scienziato, sì, sono scienziato. Tu lo stai sottolineando, che metti in dubbio questa cosa. Ma tu vieni un po'. Mamma mia, è venuto questo da Ruviano, un signore da Ruviano, è venuto. Prima c'era sta in giardino. In tuo giardino. Prego, entrate. Un momento, dottore. Prego. E tu non gli racconti una colonnella. Vuole stare sotto al nuovo? Voi siete in amore, tu sei attaccato, siete attaccato, era meglio di Valetta, ma come siete attaccato? Sembra il signore di Marco, Certo, Gesù, sì, Ma dormono poco, mamma, e sono un po' stanco. sei tanto bello, ma sei poco resistente, so? Ma tu tieni sta quanti giorni, colonna? Ciao, no. Bello sta bello, che vuoi, calmo. È bello, è un gabinetto, qua d'inverno si sta bene, tanto bello. Com'è bello. Questa capa non viene più. Che hai visto sta capa? Questa è una capa di... Dove basta l'acqua? Pure voi a Castellamare! E non mi avete detto niente, non mi avete detto! È stato un viaggio improvviso. Sì. E state qua con vostra moglie? No, non ci sto con mia... Sì, sto con mia moglie. Sto con mia moglie. La signora sta alla vita. E a 19 a Svizzera non ci sta nessuno. Andiamo bene, è stato un piacere. A Svizzera non ci sta nessuno? No, a Svizzera non ci sta nessuno, è un modo suo di dire. Sì. Ma scusate, non ho capito. Camere separate? Certo sì. Alla vostra età? Sì, noi quando viaggiamo così all'improvviso è un nostro vezzo. Via d'allora, camere separate. Bravo. Poi, io, e allora che camere ci avete dato? Dite. Ecco qua. Aspettate, ma proprio che sta accanto. Vedete, la numero 31, letto separato, però c'è un panorama delle romane. A me? Ma mi hai visto buono, no? Io sono con una signora, come potevi lasciare le Che caccia sciablafo! Qui, devo dare da me! Guardami bene! Amica mia, camera matrimoniale, letto singolo, che guarda il tuo street Simba, più bella parimba. Un momento allora. Che non vi nervosi tutta Vabbè, ho letto separato. Ecco qua. Camera 35, l'uccellino. C'è un letto matrimoniale, però non vi do panorama, ecco qua. Ma non me ne fotto a me lo panorama. O da nesso panorama. Aspetta, che c'ave tu, mamma mia bella. Signor Sciabba.
ma che devi fare? Un momento, stavo parlando. Ma tu non Mi dà accanto, dottor Sciabola, come ti chiama? Sciabola, ditemi come vi chiamate che vi devo registrare, se no coprite faccio il manotto con Ti proviamo una cosa faccia stamattina. Dunque, scrivi bene, colonnello Ambrogio Brambilla. Trattamelo bene, capito? Trattamelo bene. Mentre caporisci la sua invitato. Milanese? Ma gente! Ascoltami bene, dicendo pure a tutto il personale di questo albergo. Sì. Dai, io mi chiamo Brambilla, ma sono napolitano verace. Sono mercato, Ha già capito, basta che non vi nervosi. No, guarda, no. L'hanno fermito, ma non può, perché questo è pericoloso. Sì, ma fatti ciò, vai, avanti, non mi facete un cazzo. vi dovete calmare però, guardatevi la guarnigione. Ma come non porta bene la guarnigione? Come sarebbe che mi porta a buttare la guarnigione? Ah, dottore, io ci ho pensato. Io fin quando tengo le cartucce, sparo. Ma non sparo. Ma non coglio. Io sono solo. Che cosa mi resta se non un poco di distrazione? Durma duro. Avessi ritrovato mia figlia. Ma Dio non ha voluto. Quindi a chi te caracono? Vabbè, ma se siete venuto qua per la distrazione, ci stanno altri posti. Andate, ve ne dico, che ci facete? Io perciò faccio portare la distrazione. Anche pare che state mozzucate la mosca zezze. Sta ormai 3 ore, che ne tiro ronfo con zucca. Dottor, una sola notte insieme al sottoscritto è vera. Guardate come l'ha già ridotto, guardate. State sfrantumate là. Dale. La vostra colonna è nata volta, mo. Fammi riposare un po'. Sì, ma vatti a riposare nella stanza, a numero 35. Ci andate nella stanza? Ci andate nella stanza, ma bello. Ma la posso un po'? Sì, vai, riposa. Allora stai, vai. Vengo, signora. Vai, che io vengo subito. Fai con calma. Signore, io subito vengo. Senza presso. Aspetta là. Ti aspetta là. Poi, dottor, quando è che posso avere il piacere di conoscere vostra moglie? Ho capito. Chi è? Voi all'improvviso venite qua e volete conoscere la moglie amica. Già ti faccio. Non parlo, quando volete voi. Senza fretta. Sì, io vado, permettete. Prego. Ci rimane a poco. Arrivederci. Già, che voi. E vado a conoscere la moglie. Fresca. Nessuna novità del signore? Qui, nessuna novità, lo signore di Piano. Ma che tenete stamattina? Non vengo a volo. Vengono delle cose mie da fare. Ci vista là, sta in giardino. Ma poi va cacciare, ma con caccia fa? Ricordati quello che tu dici. La signora numero 20, ma a 19 a Svizzera non ci sta nessuno. Ma chi sto veretto posto, sa? Avanza, fatti. Mamma. Allora, pigliare il tre, ma facci venire qua, a lui che lo conosco. Dobbiamo fare la parte. Come state bello stamattina? State qua, Sara! Bravo! Ma mi aspettavate, e voi state pensando ancora a quella focchezzone? Ma quale stocchezzone? Vi volevo scappare? Avete visto che sei nel cagnozzillo, no? Poi, presentatemi la signora. Ma mia moglie non ci sta, mia moglie sta in Svizzera, io sto da solo qua. A Svizzera sta, sì? Vicino alla Siguezia. Guarda, ma vediamo. Eccomi chi mi vuole. Bella voglio. Non sta la moglie del dottore. La signora sta alla numero 20. Come c'è? Alla numero 20. Il dottore alla 19 a Svizzera ci sta. Bravo. Ehi. Ma sì, di. Vai così, va. Allora chiama mamma, dici che il dottore passa l'acqua, la trovare subito, che venisse seduta stante. Sì, signore. Vai! Chi sta il signore? Guarda qua, non tutto che lì cusare.
Ma voi state ancora pensando a questa cosa? State ancora pensando a questa cosa? Non è la panini, volevo fare festa a me. Volevo fare festa a me, vengo da paese. Scapparotta, ce ne piano fino, non so. Ah, ti conosco pure Ti hai chiamato marito mio? Oh, cara mogliettina mia! L'ultima volta. Qui, è l'ultima volta. E lasciate stare, facito per San Martino. Presentatemi. Ma cara, ci ha presentato già. Presentate. Moglie mia cara, ti devo presentare. Devo presentarti un mio carissimo amico, quello là di cui ti ho parlato, Lupiano, Fortunatissima. A Sant'è. A Strubbala de Piegaro. Sono un signorotto di casetta, Siete un cliente di mio marito? Ne specie, diciamo così. Specialissimo, sì. Mo me la dai. Me la dai? Me la dai. L'ultima Mo me la dai. Ya ti ficco Ma giustificate, e poi andate. moglie mia cara, io mi giustifico, devo andare a fare un servizio. Va bene. Ti lascio con il mio amico carissimo. Quello là. Ciao, quello là, Va bene. Arrivederci, io vado, vi lascio con mia moglie. Piegalo, Ma vi ho capito che siete proprio bella. Grazie, sono gli occhi vostri. Avete chiamato? Cameriere Stampagna. Subito, bravo. Ma mi posso aspettare un poco vicino a voi? Prego, accomodatevi. Grazie. E chi parla? Primo Stampagna. Ma vi ho capito perché ci chiamato Stampagna? Perché tenete sete? No, io faccio sempre questo quando già parlai e già fanno complimenti a una bella femmina. Mamma mia, e chi fosse sta bella femmina? E siete voi, no? Primo Stampagna. Arrivi. Ecco, vabbè, piano piano perché cade tutto. Stai attenta che le avanza che è per fattura che stanno a capato tutti i piccini. Sono un po' raffreddato, un po' raffreddato. Giezza, vattene, Vado via subito. Ma come tu bevi visto? Ah, finalmente. Che bello, mamma mia, questa bagna. Ah. Buono, È spiccio. Mo si scolla tutta la bottiglia e a me non mi lascia niente. Ma sono pronto io. Poi mi piace assai. Immagino innamorato subito. Niente di meno. Ma scusate, voi venite da Vigiù? Ah, di giù. Fate il pompiere? Ma qua pompiere, ma qua Non ve pompiere. l'ha sembrato? Io non so se vi siete stimitato. Di quando parlo con una bella femmina vostra, sulle napanello sta a fare. Mamma mia. Ma cazzo una cosa fuori. Che cosa? dottore. Oh, mi piace, guarda come sono. Per me? Un bracciale. Mi piace. Mamma mia, quanto è bella. Siete contenta? Contentissima. Scusate, come avete detto che vi chiamate? A Strubbala de Piegaro. Ho capito. Ma allora vorrei dire che mulite veramente bene. Certo che vi voglio bene. Ma ditemi una curiosità, scusate, ma non è che sto bracciale me l'avete regalato in nome della scienza? A scienza? Io vengo da paese, che resta a scienza? No, vabbè, niente, non fate rumi, Ma siete contenti, mi piace o no? Sono contentissima, E mi parla la stessa lingua, te tu. Ma proprio la stessa cadenza. Mamma mia. E ancora di più.
Si volete vedere una stuccia più grossa. Visto mamma in da stanza con me, mi senti? In da stanza vostra? Già. Voi come correte? E io corro, sta che voi questo perso, mettete la mano, va venire là, però. Venite bene. No, ma proprio raga. Ah già, ma proprio la capa, a me proprio lo cuore, venite bene con me, Vai, che non so ci dice che no. Ma Marino, avviate. E rispondete sì o no? Io già sapevo. Sì. Veramente, venite. Sì, però avviatevi un attimo, a già prima una cosa che poi vengo, non vi Siete preoccupate. sicuri? Sicurissima. Venite. Andate. Mamma mia, ma andate, Andate. Che bella. Vendetta, tremenda vendetta. Gusti parlare. Stiamo qua, sì, volontariamente ho sentito tutto. Vi faccio i miei complimenti. Quel signore è un uomo che sta pieno di denaro. Perlomeno non è uno scienziato come l'amico vostro. No, ma è milionario. Meglio essere amante di un milionario che di un scienziato. Ehi, amante, e voi come correte? Ma perché? Ci avete pensato a cosa? Devo regolare prima un conticino con il dottore passa l'acqua. Ma perché si è comportato malamente? Si è comportato male. Che Mi ha offeso nell'amor proprio. O dottore? Ma scusate, quando non mi porta la femmina in all'albergo, si sa che lo faccio guarda, no? chiaro. E invece niente, è frittete a me. Vabbè, Pensate che ha già lasciato la porta avuto e chi lo che fa? Non trasa. non trasse. E io avevo avuto un pensiero gentile per lui. E issa, niente. Non è trasse. Non è trasuto, anzi, si è chiusa la rita. Si è chiusa la rita. Capirete che questa è un'offesa per me? È come se io avessi cucinato un bello piatto, ce la porto puttananza. E chi lo che fa? Non se lo mangia. Avete ragione, signora, avete ragione, ma quello è uno scienziato. Ma facetemi piacere, qua scienziata. Io ho conosciuto certi scienziati che si hanno fatto colazione, pranzo e cena. Ah no, ma io non so che possa essere trattata così, io so, no? Vabbè, sì, ma avevo la vendetta a portata di mano. Buio. No, o piegare. Ma che fa questo piegro? No. Prima tutto ripassa l'acqua e non si chiama già l'uomo. Ma che vuoi dire, signore? Prima lui e poi forse qualcun altro. Ma voi veramente state dicendo? Qua si tratta della mia reputazione. Ma cosa? Sì, è come se fosse stata disonорata. Sì, disonорata dal vostro amico. E io sta da riparare. Lui deve riparare, Sì. non posso riparare io. Ma facetemi piacere. Poi questo? Quando mi metto una cosa in gola, posso? Basta. Mo mi vado a bere un bicchiere d'acqua. Ecco qua. E mi raccomando, questa vergogna non la sapere manco mamma. Ma raccomando, manca mamma. Che non va bene qualcosa? No, Nicolino, la fiducia deve accontentare quella povera creatura. Aiuto, allora è tutto fatto. No, Come no? no, si è offeso perché tu ti saranno a clavare. Ma io non l'ho toccato manco con un rito. Per forza, che tu si chiusa la rita, se si è offeso la tua freddezza e dici che tu si... Ma che dice? Che quando mai? Poi quello è così, che tu devi chiusare la rita e mo vuole che tu ripari. Se si facesse a riparare con coronale, No, non può sapere niente, può essere riparato da te. No, non è possibile, non è possibile. Una sola volta ho fatto una cosa del genere con Angelina mia e se per colpa tua non lo posso fare più. Fallo un'altra volta. Non lo posso fare più. Fa conto che ti pigliano a medicina. No, io sciroppo e medicina, io sono un dottore, a medicina non callate, mica ma pigli. Vabbè, sono d'accordo con te, ma tu che vuoi far mettere sti corni, sì o no? Sì, ma non credevo che a mettermi il corno era così difficile. Allora accontenta che la povera creatura. Non la posso accontentare, non la voglio accontentare, ma e basta. Basta. Che è? Dove è buono, sta? Come non mi fa mettere paura, oggi faccio. Sei fatti piano. Non ci fate piano. Guarda sti labbri, sono fiori. Ma che viola, anche lì. Ah sì, te ne
tu stai disponibile? Ma che scusa, poi quando fa? Stai Stai facendo preoccupare? Guarda come ti hai fatto bianco. Ci ho fatto bianco, Perché mi dà qualcosa? Ma che stai Non mi dicendo? vedo, non mi vedo. Un cordiale. Devi dare un cordiale. Devi dare un cordiale, devi dare. Aspetta un momento. Aspetta, capito? Stai sciocco. Bene, fa uno su. Va bene. Va bene. Bravo, voi sono piccini, Sono buone. stai pigliando un colore faccia. Un colore faccia. Mi ha fatto mettere paura, ma sto buono. Stai buono. La labbra bella. Che sarà stato? Che sarà stato? Sarà stato un'emozione. Sento un valore. Gennari, forse che stanno. Fammi un piacere, fammi subito un toro passa là. Immediatamente. Che è stato? Ma sento un valore, ma che si sta sudando? No, è l'emozione, è lo sciumano, è lo champagne. Come si bellina? No, C'è il occhio a mandorla. no, che capito biondi. Ma quando vai? Sento una sensazione. Sento una sensazione. E Marò! Bello Nicolino mio! Bello Nicolino mio! Andate a abbracciare un po', No. e ti devo dire una cosa nell'orecchia. Aspetta, fammi un favore. La coscia tisica! Sta facendo effetto. Sta facendo che cosa? La pillola. La pillola dell'altra volta! La pillola terza. E io sentivo questa cosa strana che non mi ricordavo, Disgraziato, non mi niente, ma non mi prenderai con la pillola. Deve mettere il corno a tua voce. Niente, io mi vado a chiudere la stanza. Glielo bene. Il tuo cane l'ho perso! L'avete visto? No, la ci Visto dove sei? Io allontanato. Perché? Quella è una porta! Che me la buttona, Dove sei? Madonna, il mio regno per una donna. Chiamati finalmente. Vieni fatato! Vieni qua, vieni. Mamma mia, con l'occhio mi apri. Io sono stato un cretino, sono stato deficiente. Io ho chiuso la porta al paradiso. Io voglio essere il tuo amante. Il mio amante? Sì, il tuo amante. Ma scendi, scusa, Ma senza scienza! Ah, no. Io schifo a scienza! perché stavo pensando con te, mamma. Ma che dai gioco no? Speriamo che fa quello che ha da fare. Il letto deve essere questo. Dottore, come va? Fino a poco fa bene, ma non tanto. Siete sorprese? Come mai che mi trovate a Castellammare? La verità? Sì. Ieri sera non ne vedevo proprio. No. No, stavo troppo triste. Ah. Avete coraggio Cosa fa? fatto? Oggi mi sento prima tra ne sto più. Date pigliate i facci, no? Mio marito dove sta? Vostro marito? Che sta facendo? Si è andato a fare una passeggiata. Ha fatto bene perché un poco di moto gli fa bene. Sicuro, io ho picciolino. Lo rimandiamo, dottore, lo rimandiamo. Io sono una madre snaturata, non ho parole. Ma io non ho pensato altro che alla Capiluccio mio. Ma mi fate vedere dove sta la stanza? No, l'ha disdetto. No, mi voglio riparare. No, signora, ha disdetto la camera.
Perché questa è brutta bella. Si mangia una schifezza. E poi la gente qui vicino, venite con me, andiamo a trovare un'altra bella. Ma dove andiamo? Venite, vi porto io. Speriamo che il sacco ne sciamano. Aspetta, devo mettere la valigia. Non mi preoccupare, amici, non mi preoccupare. Già vendete voi? Oh mio! Scusate, permettete una parola? Mi voglio presentare. Sono a struppola di pietre d'Armiano, casetta. Io mi sono ricordato con quello Bravo, mi fanno piacere, mazzo che faccio conosciuto. e che dicevo, oh, prego, Ditemi una cosa, ma che la bella signora che prima stava parlando con te. chi è? Ma chi è? La signora? È mia sorella. Ma scusate. Mamma mia, ma tu voglio proprio troi da voce. Io vado. Arrivederci. Beh, è troppo bella. Piano, bisogna andare piano. Non mi fate male, di sottovarci. Ma non si trova. Avete la mattina signora, dopo come mettere, perché non avete fatto la mandenchia, mi quasi. Mamma mia, noi cominciamo a Sì, io siete passati piano invece. Insomma, che ridere per la braccia. Andiamo qua. Sì. Mamma mia. Ma che è successo? Che è successo? Ci siamo. È atterrata la signora. Ma quello non erano ciucci, erano topi, una bestia feroce. Mamma mia, io pigliavo per una parte e quello fuiva per un'altra. O pigliavo per una parte e fuiva per un'altra. E chi l'aveva capito? Peggio. La prima cosa, se mi sa correre sempre, la trezza dei firmi mi ha fatto fare. Poi, come è arrivata vicino a un montone in monnezza, ha fatto un movimento con i piedi. E poi, mi ha dato proprio il dopo mi sono vista annegata. Io ho cercato di risalire e di salire un'altra volta a Ciucciaccioni. A Ciucciaccioni? E chi l'erano su? Ah già, avete ragione. Ma niente, non ci sono riuscita. Ma com'è difficile essere di Ciucciaccioni? Signora, ma come avete fatto ad arrivare fino a qua? Ah, non mi ho domandato perché non lo so. Io stavo in monnezza e cercavo di risalire. Quando bello e buono Ciuccio mi è venuto vicino. Ma guardate! Mi ha fatto una ciatata a faccia che mi ha mangiato Non vi dico quello che mi è potuto uscire dalla bocca e che gli ho potuto consegnare. Però si sente. Vuoi che come se mi avesse capito? Perché all'improvviso ha fatto un inchino, si è accovacciato e io sono salito un groppo ciuccio, ma non mi ha domandato come sono venuto fino a qua, perché non lo so. Mamma mia. Che? Si dice, l'incidente mortale. Chi è? È morto Ciuccio, è la signora è caduta coppo Ciuccio. Si è fatta male, sai. Chissà che banana capa. Che bega! Che sei zozzo? Sì, avete ragione. È zozzoso, fai dall'accidente. Ma niente la signora, niente? La voce era del dottore basta l'acqua. Sì. Gesù che combinazione! Ma piccolo il mondo! Signor, scusate! Ambrogio! Zozzo! Cosa scufano? Si è fatto un cucù! A me, ma tu ci capisci poco? Tu ci capisci che chiamoci e andiamo. Uè, dai da te, cante qua, per piacere, vai. Sei tu
Ci pazienza, non ho potuto fare di prima. Ma parlami della figlia mia figlia, parlami di mia figlia. La figlia? Ma quale figlia? Come vuole la figlia? Tu mi scrivessi vieni subito, sei madre di una bambina. E si vede che ci mandi un telegramma pure a isso. La piccinella mia, come sta? È felice, la piccinella mia, sì, o marito ha detto buono, o marito. Oh marito? Ma quale marito? Ah, la gioia di aver ritrovato mia figlia, si aggiunge la gioia di saperla sposata con il nipote di mio convenitore. Ma chi? Ma che dici? Ma come chi dico? Il dottor Passalacqua, una persona tanto per bene. Ah, passa l'acqua. Non potevi fare scelta migliore per nostra figlia. Io signora, tanta beneficere per aver fatto di lei una donna onesta. Io sono ricco. Sei ricco? Abbastanza, e so qual è il mio dovere. Allora che ci dice niente? Oh, ma allora, senti, ma dove sta piccinella mia? La voglio parlare. Sarà andata a fare una passeggiata. In tua giardina! Allora poi vado a Londra, non vedo allora l'abbracciato! Aspetta, Ravaia, voglio preparare io, Ravaia! Come aspetta, già aspetta ancora, tutto il tempo! Io sono come, quella mia figlia, non è, quella mia figlia! Aspetta, non puoi, su adesso ci voleva, Angelina mia, perdonami. Pure questa volta l'ho tradito, ma non è stata colpa mia. È tutta colpa di quella maledetta pillola da... ci fate tarzana, ci fate. Ma può allarmate, ma giù. Il cieco. Che vai trovare, mo, ti ho rigenerata, ti ho licenziata, dai, fatto che... Su, amore mio bello, ma lo sai che sei stato fantastico? Lo so. Ma lo sai che... Ah no, aspetta un attimo. Che c'è? Devo mandare prima una lettera. Ah sì? Sì, Una lettera? sì, ho scritto una lettera al dottore Fribbole di Piccolo. Ah, adesso si deve pensare solo a lui. Ma no, non può gelosa. Pensa che poco fa mi aveva chiesto di essere la sua amante. Tu l'hai scritto una lettera, bravo. Pure che Avete chiamato? Sì, date questa lettera al dottor Di Piccolo, mi raccomando. Immediatamente. È fatta. Si sa visto quando sono contenta? Ah sì, con te? Sì, perché sai, prima, quando tradivi i miei amanti, era perché non avevo conosciuto mai l'amore vero. Non l'avevi conosciuto. E invece adesso l'ho conosciuto veramente, lo so. Oh. E ti sarò fedele per sempre. Che stai dicendo? Certo, anche perché io non avevo mai conosciuto un uomo focoso come a te, ardente come a te, e bellissimo come a te. E comunque, quella lettera che ho mandato, gliel'ho mandata al dottor Di Piccolo perché gli ho detto che non volevo essere più l'amante. Infatti c'ho scritto: riprendetevi il prezzo del vostro disonore, piuttosto la morte. Io non ti dirò mai mio marito. Ecco la morte saprà, sicuramente. E ora non ci lasceremo mai più. Pensa che bella cosa, tutte e tre insieme. Come sarebbe tutte e tre? I due mamma, scusa. Io, mamma e tu. Come faccio? Allora, io ti devo dire la verità. Io sono pieno di te. Angelina, non sono degno di te, cara Claretta, i debiti sono tanti, c'ho i creditori che mi corrono in vita, appena esco fuori mi vengono dietro e sono per gli esordi miei, capito? A breve sarà la miseria più nera, non fai niente a ridere. E tu questo pensi che mi fa paura? Non fa paura? No, ma con te la miseria sarà la felicità. E poi scusa, tu non sei medico, non c'avrai la tua clientela. Sono come medici, io mi sto a medico che medico io. Ma che medico è medico, io non sono manco veterinario, io non so mettere manco una supposta, sai? Tra poco mi arresteranno per esercizio della illegale della professione.
Ah, sì, sarà la galera. La galera più nera. La galera? Sì, la galera. E forse mettere carcerato. Come Ah, faccio così mettere fatto mettere carcerato pure io. E siamo tutti e due vicini. Già, ci mettiamo in una cella matrimoniale, tutti e due, con sti bambini, insomma, così, ok. Ma io sono- scusami, ma se Romeo fosse stato arrestato per esercizi illegali della professione, Romeo? scusami, Giulietta non l'avesse abbandonato? Giulietta? Mica l'avesse abbandonato. No, non l'avesse E io sono la tua Giulietta. Tu sei Giulietta? Sì, anzi, sai che faccio? Io mi accatto una macchina composta, io mi metto a fare salto a questi cari. Non può capire che ti voglio veramente bene, non resta mai più. Sei Giulietta? Sì. E sono Romeo? Sì. Tu tieni la macchina per Cosa? cosa? Sì. Io sono Romeo, faccio puzza io. Mi metto a fare pezzetti, Sì. Che volevo alzare? Fatti vedere la tua stanza, va? Vai, che La adesso... camera nostra, La camera vorrei nostra, dire. la camera nostra, sì. Scuse, Adesso vabbè. ti faccio portare la cena, va bene? Mangiamo insieme come due Sì, piccioncini. due piccioncini, sì, Vabbè, va. ma che prepara la tavola. Va, Sì, anzi va, ti porti piano il zeppole di panzarotto, Romeo tuo ti porta le zeppole di panzarotto, vai, vai. Su, Su. ricordati, tua per sempre. E io ero venuto il capo e mi fa mettere cosa. Ma possibile, Mio genero! Come non c'è la furia con non è possibile. Dottore Masacco! Volane, aggiate pazienza, te dicetti cose per cervello. Aspetta un momento. Mi date tu. È nel mio diritto. Cosa ti dico? Abbraccio! No, colonnello! Ve l'ho detto che non dovete esagerare con la guarnigione. Mira, Sono amici. oh, signore, vieni qua. Amici. Vieni qua. Abbracciati e dammi un vaso. Voglio da abbracciare a qualcuno, aggiate pazienza. Ma io ti sto per dare una grande consolazione. E andare a consolare a qualcun altro, andate! Ma non ne è capitato ancora. Tua figlia, cioè mia figlia, e tua moglie. Non ho capito bene. Hai trovato la zozzo. Hai trovato la zozzo? Sì, signore. Adesso la zozzo. La zozzo di Caserta è la signora Biscottini. Che le me? Che le ha avuto male? Ah, scufunato. Io so sognare. E già faccio il chiuso, datemi un pizzicotto, Signore, la stai sognando, la stai sognando. Io sono tuo suocero. E poi stiamo a sentire un No, momento. non state mai a sentire voi a me. Non signore, stiamo a sentire. Prima a me, dunque, prima di tutto io ammaino bandiera. Hai come capito? la porta a me? Poi fra un po' andrò a liquidare all'Ola. Sì. E fra un mese mi sposo a Zozzo. Questo è indifferente, Non me ne importa. Come ti indifferente se mi sposo a tua sposa? Sì, E non pensi all'onore della famiglia? no, sì, lo penso, te lo dico. Ma questo fatto non mi piace, non mi piace. La posso dire No, signore, perché se tu tieni questa idea in testa, ma che rispetto puoi avere di tua moglie? Capite? Io sono sposato a mia figlia e devi rigare dritte, hai capito? No? Perché sennò si venga a sapere che tu, con le tue idee libertine, via, di scamazza come un No, signori, di scamazza! Mi sembra a me. Sì, tu non parlare, di scamazza. Che sotto, uno mi vuole scamazzare, un altro mi vuole squartare, accedetemi pure e non se ne parla più. Ecco fatto. E basta. Allora si dire qualcosa a dice di dopo. Non ho detto più niente da dire. Che non parlo più. Non parlo più. Per te sai che cosa ci vuole? Che ci vuole? Non si vuole da farmi anche lì. Bravo. Oh, mo, fa una cosa, dammi del tu. Più tardi ci avevo pensato e lo devo fra poco. Non signore, fa una cosa, sai che ci devi fare? Devi andare a chiamare a tua moglie. Sì. Perché non vedo l'ora di abbracciarla. Adesso non può venire. Perché non può? Sei in tuo gabinetto, poi fra poco la faccio vedere. Cioè, allora poi sai che faccio? Vado a liquidare prima loro. Chi c'è? Come lo pollice? Come? Hai capito? No? Come faccio? Pollice. Hai capito? Ho capito. Questo mi si va. Se so mi si va, se non si può stare. Ah, Cicolino, tu stai qua finalmente.
L'inventore della pillola dentro. Bravo, hai fatto fotecchio. Che pedecchio, quello sei innamorato. Chi? Io sono stato come Tarzan. Calmati. Ha detto che è Giulietta. Se va a cattare, ma che cosa? Si mette a cosa? Io faccio il pizzaiolo, faccio Romeo, faccio il pazzetto. Tu te ti devi calmare. Calma. Quella figlia è mia moglie. Comunque calmati perché ti c'era una buona notizia. Adesso andiamo bene. Moglie sta qua. Non mi sta qua, ma che sta facendo? Calma, dai, ti faccio bravo stasera. Come c'è? Per una Svizzera, io l'ho fatto alloggiare all'hotel Metro. Mamma devo carne, ma come fai? Come fai? Ma che pensi? Perché già pensi qua, io te sarà solo un cazzotto grande che sarà più. Fai una cosa, vai alla stazione, all'albergo, la prendi con le valigie, la porto alla stazione, io vado là e me la prendo e ce l'ho. Ma ci scusate di vicino la cosa. Nata cosa, mi vuole non ce la faccio più. Ci detto a Pietri Ruiano, Vuoi vedere lui? che è mia sorella. Chi? Tua moglie. Mia moglie? Ma che stai dicendo? Che stai dicendo? Nicolino! E dammi spiegazione! Disgraziato! Ma che significa? Mia moglie è sua sorella. Mia moglie è sua sorella. Mia moglie è sua sorella. Mio marito è introvabile. Mia moglie! La figliuccia mia di Angelina sua! Angelina mia! Di la fiducia Ti l'ha trovata! la mia bella! Perdono, ma io ce l'ho già fatto più, sta solo in là. Dai. Non ce la facevi più, ieri sera ci ho pigliato 3 che sono venuto qua. Ma sei venuto qua? Sì, sono venuto perché non ce la faccio più, non Bravo. posso stare senza idee. Non puoi stare senza E tu che fai? Tu che hai fatto senza idee? Ti divertiti? Io? Oh! Quando vai? Io senza di te, ho pensato tutti i giorni a te. Pure io. Pure la notte mi sa scrivere, non hai ricevuto le lettere, non hai ricevuto le lettere. Eh no, perché me l'ha giunto troppo ambre. Ah, te ne devo brava. Senti, fai una cosa, vattene in albergo, vai a prendere le valigie, le valigie. Ma che già fa? Sì, no, vai a prendere le valigie, poi te ne vai alla stazione. E venga alla stazione e ce ne andiamo tutti e due. Sì, dove andiamo? No, ce ne andiamo in Papuasia, ce ne andiamo, guarda, è lontano, molto lontano, hai capito? A me non me ne importa, Non ti basta importa? che stanno insieme, che non me la mai chiuso. No, ma non ti lascio mai più. chiuso. Ci sto sotterfugi, caro. Allora va, Ma che stia sorella che lo so l'hanno visto? allora va, ma capitare i bambini. Sì, vai. Aiutate, vai. Hai capito tu? Che sta parlando tutto? Ora come bene? Mi piace ancora più assai. Tramite. Ma sta la via che stava? Ma c'è la cama? Me ne va, devo arrivare in forza. Diegalo. Dimmi una cosa, aspetta là. Sì. Ma che la bella femmina che aveva vestito passando prima, chi è? L'Amanda Ostione? Sì, la mia mamma. Bravo! La mia mamma. E allora vi devo dare una bellissima notizia. Meno male, da tutto sto... finalmente. Non vi voglio fare più connuto Questa è la con bella. vostra moglie. Già ce la fanno, Ma voglio che la fa? manda. Voglio la manda. Ma che state pazziando? Voglio la manda. Non è possibile la manda. E come? Allora non è meglio pure per buio. No, non è meglio la moglie che l'amante. Preferite vostra moglie alla moglie. Non capisco chi. Pigliate con mia moglie, ma rimanetemi all'amante. Ma disgraziato che non sei! Marco! Tieni la manda! A fare pure un commercio con me! Ma scusate, queste sono cose che poi non mi riguardano, capito? Ma leva danza, io sono il suocero! Nera, che sta succedendo? State calmi. Stai scamazzando. Non scamazzare. L'amante, capite che è l'amante? La sorro dottore Coccurullo. Entra su, ma dal primo amante. Clara, finalmente, ma roga anche vestito, che ci sto cercando tutto. È lui il mostro che voleva violentare una signorina! Una signorina voleva violentare! Come dove sono io? Che sia signorina? Meno male che a lei
pozzo chiuscita. Alla rilla, l'amore si è dormito, non lo pozzo chiuscita.